Questa sera, come ben sapete, ci sarà la tantissima famosa eclissi di luna che, come regola, dovrebbe entrare nel cono alle ore 20:44 in Italia, anche se la vera e propria eclissi, diciamo il lunare, si verificherà verso le 22:01, mentre il picco massimo si raggiungerà alle 23:30, quindi in quel momento il disco lunare apparirà oscurato dall'ombra della Terra, presentando questa parte di rossastro insieme a diciamo giallognolo. Superato questo picco, la fase di uscita dal cono d'ombra avverrà quasi a luna di mercoledì 17 luglio, cioè di stanotte in effetti. Per godere lo spettacolo, ragazzi, non servono diciamo cose particolari, basta vedere l'occhio nudo. La cosa migliore sarebbe, ciao, salvo, sarebbe di andare in qualche parte dove ci stanno meno luci in effetti, perché le fonti luminose guastano, diciamo, la visuale, quindi se potete andare da qualche parte, diciamo, dove ci sono poche luci, sarà molto più bello. Se invece avete anche un binocolo, stasera potete guardare anche, però qua ci vuole un'attrezzatura un po' più particolare. Non dico che dovete avere un telescopio chissà che, però perlomeno un minimo telescopio, non dico buono, ma magari qualche cosa di decente, diciamo. Quindi diciamo che ragazzi, diciamo che potete alzare gli occhi secondo me al cielo già verso le 21:45, va, perché diciamo che alle 22 si verificherà, diciamo, questa eclissi lunare, mentre il picco massimo si arriverà alle 23:30. Poi a luna è finito tutto, diciamo, quindi sono queste ore, diciamo, dalle 21:45 in poi. Sì, però purtroppo non ci sta nulla, salvo, ho controllato e per il momento è tutto sotto controllo. Mi avevano detto che ci stava un'allerta gialla, invece non è vero. Cioè sia il Vesuvio che i Campi Flegrei stanno bene, diciamo stanno a livello base, quindi non c'era motivo di fare un video perché comunque non ci sta, diciamo, questa esigenza in effetti, perché stanno a livello base, cioè non sono in allerta, capisci? Quindi non l'ho fatto proprio il video. Sì, sì, anche l'Etna, sì, sì. Stanno tutti tranquilli, quindi sono andato su Etna Live, su Vesuvio Live, quindi tutti e tre risultano alla normalità. Questo è perciò non ho fatto il video in effetti. Quindi ragazzi, stasera gli occhi al cielo, non dimenticate con i cellulari, stasera farò la diretta ragazzi. Quindi penso che, allora ti dico io, alle 21:45 io mi collegherò, lo dico già ora. Quindi, ma se sarà coperto comunque lo dirò, metterò un post su YouTube che non riuscirò a fare la diretta anche perché oggi qua è nuvoloso. Io sto in Campania qui, però qua è nuvoloso almeno per adesso, eh. Poi stasera può darsi pure che cambia tutto. Se rimane così la luna non credo, come ieri sera ho fatto una diretta, la luna non si vedeva proprio perché c'erano lampi e tuoni e non si è vista. Spero che queste nuvole vanno via e faccio la diretta. Lo so, tutti studi in effetti a queste nuvole. Mo non dico che sta piovendo, però è pieno di nuvole bianche, quindi se ci sarà la luna non si vedrà ragazzi. Perlomeno qua in Campania, eh. A nord credo che sì, sì, anche qui stanotte non ha fatto chissà quanto acqua, ma leggermente, niente di che comunque. Sì, ho visto i post su Facebook, certi amici della Sicilia mi hanno detto, sì, sì, l'ho visti. Facebook stavano già tanti video di allagamenti e cose. Quindi ragazzi, stasera tutti quanti
con la faccia in su e guardate questa luna di sangue come dicono. Io spero di fare la diretta, ho detto speriamo bene che riusciremo a farla perché qui ripeto è pieno di nuvole. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.